Allora, cerchiamo di definirlo, ora perché sennò continuo a parlarvi di una cosa che non so che non dico che cos'è. Ci sono molti nomi nei vari paesi del mondo per definire il bilancio partecipativo. Come potete vedere da queste sfere qui, da queste palle qui, il bilancio partecipativo si è espanso dall'epicentro in Brasile, specialmente il famoso caso di Porto Alegre, verso altri continenti, i quali hanno lentamente, questa è l'immagine del 2010, quella del 2012 è un po' diversa, però non ce l'ho ancora da mostrarvi, dovrebbe essere pronta la prossima settimana, in cui ormai l'Europa ha un numero di bilanci partecipativi quasi simili all'America Latina, perché soprattutto in Polonia negli ultimi 3 anni si sono sviluppati quasi 1000 casi e quindi questo ha cambiato un po' le geografie. Comunque oggi siamo intorno ai 2500 esperienze nel mondo. Chiaro, voi dite sono una minoranza sui comuni del mondo, certo, continuano a esserlo, ma iniziano a diventare uno zoccolo duro tra le esperienze di partecipazione. Perché se voi dovete nominare altre esperienze di partecipazione diffuse, troviamo che cosa oggi come oggi? O elementi episodici come per esempio può trattarsi, non so, dei town meeting che sono stati fatti negli Stati Uniti per discutere della riforma sanitaria o per discutere della ricostruzione dopo Katrina, però sono interventi episodici. Tipologie che vadano avanti nel tempo, trovate le agende 21 che oggi si sono molto essiccate a causa della loro ambizione estrema di trattare problemi interdisciplinari però venendo affidate a istituzioni monodisciplinari, cioè di solito assessorati all'agenda 21 che non potevano dominare i temi del traffico e altri temi perché questi temi erano di altri assessori e quindi ogni volta che tentavano di entrare nel loro terreno venivano zittite e quindi un contrasto insanabile tra l'organizzazione e il potere di queste istituzioni e le ambizioni che avevano in termini di effetti, oppure prendete i piani strategici che comunque spesso sono degli unicum, cioè si fanno nel tempo, si lavora 2 o 3 anni, si fa il piano e poi il piano si tende a gestirlo nella formula tradizionale, cioè lo gestiscono gli attori dell'istituzione. In qualche caso si creano dei comitati di monitoraggio permanente, eccetera, però il più delle volte si tratta di unicum, quindi quante politiche abbiamo, a parte l'agenda 21 del bilancio partecipativo, che in realtà su scala mondiale siano riprodotte in tanti luoghi, come dire, nel tempo, cioè ciclicamente, per cicli successivi. Ne abbiamo pochissime, quindi alla fine in realtà la visibilità che il bilancio partecipativo assume è anche funzione di questa sua caratteristica. Una cosa importante è che nell'espandersi a varie aree del mondo il bilancio partecipativo si sta cercando di porre come un costruttore di diritti. Qua vedete delle immagini tratte da bilanci partecipativi andini destinati soprattutto alle donne, per esempio delle indigene. Vedete un bilancio partecipativo in Cina, ce ne sono 31 oggi, e una delle cose interessanti che hanno, a parte essere in un paese che ha un grado di democrazia, come dire, non particolarmente elevato in ambito nazionale, quindi da essere anche palestra di democrazia in ambito locale, ma l'altra cosa è che molti di loro si occupano dei problemi degli immigrati. E voi sapete che in Cina gli immigrati non hanno nessun diritto fuori dal terreno dove sono nati. Cioè, quindi nel luogo di immigrazione un immigrato interno cinese è praticamente una persona senza diritti e questo è uno dei grandi vantaggi poi per l'impresa, per esempio. E quindi molti di questi bilanci partecipativi oggi toccano temi relativi ai diritti di persone che ne hanno avuti pochi finora. Quindi questa apertura a mezzo della cerniera della bocca ha un senso, diciamo. Quel bilancio partecipativo che vedete là sotto è il bilancio partecipativo senegalese che come molti dei senegalesi o dei camerunensi o quelli del Madagascar si occupano soprattutto di villaggi rurali, il che è estremamente interessante perché questi villaggi rurali spesso sono territori che sono composti in realtà io ho lavorato in Congo in questi anni in un territorio che ha 624 villaggi. Voi immaginate un territorio di 400 km quadrati con un numero così alto di villaggi che sono collegati da strade inesistenti e quindi sono praticamente dei nuclei morti lontanissimi dal potere centrale, quindi come dire, l'idea del bilancio partecipativo come uno spazio che si proietta anche su questi piccoli, come dire, piccole unità base dei comuni tentando di risolvere meglio problematiche che si sviluppano in questi ambiti. Allora, come
definizione, il minimo comune denominatore di tutte queste esperienze molto diverse tra loro è che il bilancio partecipativo è un processo democratico che dà fiducia ai cittadini e anche ai non cittadini formali, non necessita per esempio di immigrati, chiunque risieda, diciamo viva in un territorio, nell'assumere decisioni su una parte o in alcuni casi rari sull'insieme del bilancio di un comune o di un altro bilancio che li concerne. Perché uso questa definizione? Perché il bilancio partecipativo è un po' un frattale, cioè si può riprodurre con le stesse regole in ambiti istituzionali in gradi molto diversi. Può essere fatto in un comune, ma può essere fatto anche, ci sono dei casi in agenzie pubbliche, per esempio agenzie di case popolari e cose del genere, in Francia, a Toronto, oppure può essere fatto, in alcuni casi, ci sono 2 casi di bilancio partecipativo nelle università. C'è un caso che è interessante, recente, che è nato ora, del Partito Verde neozelandese, che non riuscendo a trovare istituzioni disponibili a fare il bilancio partecipativo in ambito comunale, ha deciso di farlo sulle proprie risorse, cioè tutte le risorse del partito sono messe in discussione con i membri del partito e anche con chi vuole venire da fuori per cercare di capire come investirle per moltiplicare. Il Partito Verde è l'unico partito in Nuova Zelanda che ha un pubblico giovane in crescita estrema, quindi insomma comunque è un partito molto aperto al nuovo che ha tentato di fare questo esperimento. E se ci pensate, pensando a voi, no? È la vostra città dove non c'è un bilancio partecipativo, voi potete dirvi, e noi che cosa possiamo fare se il sindaco non lo vuole, per esempio, no? Il caso inglese è un caso interessante. In Inghilterra nel 2003 una serie di associazioni riunite sotto un ombrello che si chiamava Orgoglio Comunitario di Manchester ha visto che le istituzioni non si erano interessate a questa cosa e ha deciso allora di fargli vedere com'è che questa cosa poteva influenzare utilmente la distribuzione di risorse pubbliche e ha applicato il bilancio partecipativo a se stessa, cioè ai fondi che queste associazioni ricevevano dallo Stato centrale. È una cosa molto comune in Inghilterra avere fondi si chiamano di community development, no? Per lo sviluppo comunitario, che vanno direttamente dallo Stato alle associazioni locali che si costituiscono dei trust, dei fondi particolari, però senza passare per le istituzioni locali, no? Sono dei fondi che vanno diretti dallo Stato alle associazioni. E allora hanno deciso di applicarli a questi fondi e dopo 4 anni hanno iniziato a spuntare i bilanci partecipativi nelle città. Oggi ce ne sono quasi 30 in Inghilterra e in parte questa possibilità si è dovuta al fatto che le associazioni hanno mostrato che era possibile, che è una cosa interessante perché sana uno dei problemi che si riscontrano in questo ambito. Molte associazioni che chiedono enorme trasparenza e democratizzazione alle amministrazioni, ma in realtà loro poi continuano con atteggiamenti che spesso non sono esattamente di trasparenza estrema nell'ambito associativo, no? Quelle associazioni dove lo stesso presidente, di solito un uomo di 55 anni, sta là da 30 anni, eletto da sua madre, da 3 sorelle, eccetera. Quindi qualche volta capita, e non è neanche così raro, allora l'idea è stata un po' come dire, di mettersi in gioco, no? E quindi di mostrare alle amministrazioni che in fondo questo sistema rimetteva in gioco anche loro e non solo le istituzioni. Io non so perché questo oggetto ogni tanto mi fa questo, vediamo, ok. Allora, perché il bilancio partecipativo rispetto ad altre forme? Allora, con quello che abbiamo detto finora cerchiamo di vedere, primo, perché lavora sulle risorse, ma in un momento oltretutto in cui le risorse iniziano a scarseggiare, o almeno paiono scarseggiare in ambito pubblico, diciamo, discutere sul denaro ha un alto valore pratico, perché ovviamente, scusate c'è un errore nella traduzione dal portoghese, un errore pratico, un valore pratico ma anche un valore simbolico, perché nel momento in cui io metto in discussione le risorse, che sono il filtro tra le promesse e ciò che poi si fa davvero, in qualche modo io sto dando il simbolo di una nuova possibilità di cultura politica. Il secondo elemento è un elemento tecnico invece, cioè che le scadenze tecniche che i bilanci hanno, che non sono solo quella di approvarlo a fine dicembre, ma sono tutta una serie di cose intermedie che esistono per la presentazione del bilancio consuntivo, dei piani di opere e servizi, eccetera, aiutano molto i cittadini a essere più proattivi nel superare i conflitti. Cioè, nel bilancio partecipativo quello che è chiaro è che si attua una sorta di competizione virtuosa tra i gruppi dei vari quartieri o sui vari temi, che in qualche modo concorrono per
sono usati in quel periodo, il rischio è che qualcun altro se li prenda. E quindi questa cosa è uno stimolatore utile a volte, che avviene sempre che è possibile che ciò generi risultati. Quindi il bilancio partecipativo si basa anche su un'altra ipotesi, che è l'ipotesi che esista un'intelligenza collettiva e che sia possibile ricostruire la fiducia sociale, non solo quella del cittadino nelle istituzioni, che è il punto a cui pensiamo sempre, ma anche quella delle istituzioni nel cittadino, perché quel sistema che vi ho mostrato prima di partecipazione monodirezionale, insomma comunque uno a uno, tra amministrazioni, fatta nel singolo di una relazione costruita tramite un'email o un formulario internet, un questionario, alla fine provoca nelle istituzioni la sensazione che la società che hanno davanti sia talmente egoista, individualista e sappia fare solo domande e richieste di quel tipo, che la politica non è, come dire, istigata o stimolata a dare più spazio a quella società nelle decisioni, perché si immagina di doversi tenere per sé il monopolio della giustizia e della protezione dei più deboli, perché gli altri sono troppo egoisti per farlo. Nella mia esperienza di 15 anni di processi partecipativi vi posso dire che questo non è vero. La società esce sempre meglio di come l'abbiamo immaginata all'inizio del processo. Naturalmente questo non è una variabile indipendente, è una variabile dipendente da come organizziamo il processo. Cioè l'architettura del processo è ciò che può determinare nelle persone una rottura degli egoismi, una valorizzazione dello spirito collettivo, della solidarietà e di questi elementi. Per questo il bilancio partecipativo è un elemento che a volte sembra un po' farraginoso, perché comunque si dà delle regole, dei meccanismi che sono apparentemente un po' complessi. Però se noi immaginiamo la partecipazione solo come non metterci tutti in una sala e parlare, chiaramente stiamo facendo un errore di prospettiva, perché poi alla fine le decisioni che prendiamo dovranno passare per delle strutture tecniche, quindi andranno valutate. Se noi non abbiamo fatto queste valutazioni prima, ci sarà sempre qualcuno che ci sega in fase successiva. Quindi il fatto di assumersi prima tutti i dubbi, come dire, in latino si chiama occupatio questa figura retorica, vuol dire dare le risposte alle critiche prima che le critiche vengano formulate. Se noi già pensiamo a tutta la complessità che dovrà poi giudicare e portare alla fine i nostri progetti e cerchiamo di risolverla prima, ci teniamo in mano la possibilità che il nostro progetto venga realizzato così come l'abbiamo proposto, invece che essere snaturato durante i passaggi successivi. No? Quindi questo mostra che ci vuole pazienza, cioè per costruire un processo che sia apprendistato della democrazia e della complessità delle tecniche che portano poi le cose a realizzarsi, c'è bisogno anche di questo. Allora,